Economia e territorio, interessante confronto, dibattito al Polo Universitario di Agrigento. Quali sono gli obiettivi di questo incontro? Sono molteplici poiché si presentano stamattina i dati semestrali della Banca d'Italia dopo la presentazione del rapporto annuale che è stato effettuato a maggio di quest'anno e si anticipano i dati del bilancio sociale dell'INPS che verrà presentato proprio giorno 15. In questa tematica fra luce ed ombre metteremo anche in evidenza quelle che sono le potenzialità del territorio e le risorse finanziarie che nei prossimi anni sono destinate alla Sicilia intera, sia per quanto concerne i fondi del FES sia anche per quanto riguarda i fondi del PNRR. Delle risorse certamente importanti perché parliamo complessivamente entro il 2027 di quasi 28 miliardi di euro. Nonostante appunto il taglio del PNRR che ha comportato una decurtazione di 1,5 miliardi nelle risorse destinate alla Regione. Ci sono quindi tutte le condizioni per poter far sì che la Sicilia possa riprendersi da una situazione di distacco, anche visti i dati della Svimez che sono stati presentati proprio qualche giorno addietro, una situazione di distacco che potrebbe palesarsi da qui a qualche anno con i dati nazionali. Nello specifico, quali sono le difficoltà del territorio agrigentino? Il problema che ha il territorio è quello della capacità di progettazione mancata. Le risorse ci sono, ce ne sono anche tante. I territori comunali, tutti i singoli comuni, notiamo una carenza proprio di risorse apicali, di risorse dirigenziali, di risorse specifiche. Faccio un esempio, per i bandi asili nido soltanto 12 comuni su 43 hanno presentato i progetti per gli asili nido, portando a casa qualcosa come, credo, vado a memoria, 6 milioni di euro, qualcosa del genere. Se chiaramente queste risorse umane potessero in qualche modo essere messe a sistema, noi avremo una capacità di progettazione certamente migliore e su questo vi anticipo quello che avevo già presentato a maggio in Banca d'Italia, l'ipotesi di mettere assieme gli ordini professionali, 5, 6, 7 ordini professionali con contratti a tempo determinato nei comuni. Se ciascun comune potesse prendere 6, 7, 8 risorse con i fondi stessi del POR e del PNRR per una capacità di progettazione da mettere in campo, noi potremmo risolvere finalmente questo gap, perché mancano proprio le professionalità all'interno degli enti pubblici. Se si riuscisse a fare un ponte fra gli ordini professionali con contratti, ripeto, a tempo determinato di 5-6 anni, tanto quanto basta per progettare, presentare e avviare la progettazione, le ricadute economiche nel territorio sarebbero certamente straordinarie.